E l'appuntamento di UE con Novi Stalmonta è dedicato dal Dutta e 43esima edizione de Sagre Nazional de UE di Colonia Carorano, lontan di Cordoba in Argentina. E è la più importante feste comunitarie furlane in Argentina organizzate dal Centri Furlan di Colonia Carorano. Più di 6.000 furlans di tutta l'Argentina e dall'Uruguay si sono chiattas lungo Avenida San Martín in un tratto scerat per fieste di lunghi di più di 300 metri, sul palco preparate davanti sede dal Centri Furlan. E a contarnos la fiesta sono stati i stessi organizzatori e protagonisti, tra che anche il sindaco di Caprive, Daniele Sergon. Sentinlo. Che là ci viene le giornate Fradis, pardotti i Fradis dal Friuli la Venta Italia. Questa è la sagre della ova che si fa in Colonia Caroia, sasto? Mandi Silvia, che modo? Saluto. Ben non. Sin chi che speringa d'oggi la Inca venga a fare una bellissima giornata qua. Com'è la giornata oggi in Colonia Carosa? Bellissima. Massa biel, come dice la canzone di Dario Samba. Massa biel, all'era massa biel. Si vede che ya lo spirito della India viene a fare una bella fiesta. Buen día, Furlans. Mi chiamo Luis Grión, soy el presidente del Fogolar Furlan di Colonia Caroia. Voy a fare sagre, queste feste che hanno portato i Furlans come dicono qui, di là Laghe. E assieme la festa di quando finisce di vendemmà. Come in Macadam, che sono le strade più importanti, tutti i Furlan dell'Argentina, anche qualcuno dell'Uruguay, arrivano per fare la sagra che è una festa furlana dei Furlans dell'Argentina, che qualcuno ha venuto anche di la vie, e viene al sindaco di Capriva del Friuli, che è venuto a salutarnos. È la festa più importante che fa in Colonia Caroia. Mandi, buona giornata da Colonia Carosia. Mi sono di essere in Friuli, infatti sì, un talk di Friuli in Argentina. Daniele Sergon, sindaco di Capriva del Friuli, sono passato a salutare gli amici di Colonia Carosia, il cittadino onorario di Capriva del Friuli, Luis Emilio Grión, famiglia Grión, proveniente da Capriva del Friuli. E noi, mi sono di essere in Friuli e starai qua con gli amici di Colonia per questa giornata importante. Dopo 2 anni di pandemia, Luis, credo che sei venuto il tempo di tornare a festeggiare la festa della sagra di Colonia Carosia. Ieri ora che tu vieni? Era ora. Mi pare. Mandi. Oh, buondì, c'è molto. Sono qua con Carlo, io sono Lito Caristo, sono integrante del gruppo Lidris, un gruppo calciante Robis Furlanis. E quindi sta qui e fa la sagre anche quest'anno. Raccontami un po' come sarà l'attuazione sul palcoscenico. Bene, quindi fa un istanti furlanis, qualche anche in lingue spagnole, perché ascolti in dolce, sai? Buondì Carlo. Buondì. Saluti per tutta la gente di Telefriuli. Saluti per tutti i Furlans del Friuli. Un pezzettino di qualcuna canzonetta? Olin bevi, torna bevi, di che il vin cale tan buon, cale fatinta colonie, vende mazzo la stagione. Grazie. Mandi. Cosa fai? Dai, sindaco. Bisogna stirare la polenta qua. Come va? Bene. Sarà buonissima? Assolutamente sì. Sicuramente. Chi è il ragazzo che sta con te, Luigi? Lui è Germán, che fa la polente, che dopo Magliarina ha messo lì in la sagra.
saluti a tutto Telefriuli. Saluti per Telefriuli, grazie per lui. Saluti. I Furlans di Dalalaghi. E il Centri Furlan, la di prime de feste dalle UE, ha fatto omaggio a Grimilda Coppetti e Ilario Lauret, dos figuris centrals de vite di Colonia Caroia. Grimilda Coppetti e ha donato di fatto alle comunità chiese so, domandante che avvenis mantignude, tante chiese tradizionali furlane e parchest gli è state intitolate, intanto che a Lauret è stato titolato il monumento al Marangon. E per lo signor le tutte, Gnovis al torne domani, sempre e snuf mancul vince. Mandi a riviodisi.